È stato presentato stamattina a Nuoro, nell'Istituto Scolastico di Biscollai, il programma della mostra documentaria dell'attività del Bibliobus, promosso dalla Lega Coop di Nuoro, presieduta da Totò Nissanna, e dalla Cooperativa Servizi Bibliotecari in occasione delle celebrazioni delle Diane. Un evento organizzato dalla Regione e dal Comune di Nuoro che intende celebrare i 90 anni del conferimento del premio Nobel alla scrittrice nuorese e l'80° anniversario della morte. Sono due in particolare le iniziative rivolte al pubblico di alunni delle scuole primarie promosse dalla Lega Coop Sardegna e coordinato dalla Cooperativa per i Servizi Bibliotecari di Nuoro, tutto realizzato nell'ambito del distretto culturale del Nuorese. Il primo riguarda una mostra bibliografica intitolata Parole, che intende omaggiare Grazia Deledda come donna, come scrittrice, attraverso le sue opere e le molteplici relazioni che il premio Nobel nuorese intrattenne con gli intellettuali e gli artisti del suo tempo, che con lei diedero vita a quella che venne definita l'Atene sarda. La Lega Coop ha acquistato sul mercato dell'antiquariato librario diverse prime edizioni delle opere di Grazia Deledda, ma anche documenti sulla sua attività e riviste in cui aveva pubblicato sotto forma di romanzi d'appendice le sue opere. L'altra iniziativa invece sarà itinerante e utilizzerà il Bibliobus. È stata denominata Colori ed è basata sull'opera per ragazzi della Deledda Il dono di Natale, una raccolta di novelle illustrata dalle opere di Giulio Rosso. L'obiettivo è quello di rendere protagonisti delle celebrazioni delle Diane i bambini. Nel Bibliobus della cooperativa verrà allestita una mostra dei disegni dell'illustratore fiorentino e si terranno dei laboratori. Il programma toccherà i 4 capoluoghi di provincia sardi. Per l'occasione il Bibliobus sarà ospitato presso la Fondazione di Sardegna in contemporanea con la mostra che celebra i 130 anni della Lega Coop.